Spagna. Ormai ultima curva. Valverde in seconda posizione. Con Bettini in quarta, c'è un buco, attenzione, 4 corridori. Valverde lì, c'è anche Paolo Bettini, si sono sganciati in 4, siamo già ai 350 metri. I velocisti a questo punto dovranno fare una fatica boia per rientrare e dunque questo campionato del mondo, ma c'è anche Zabel, c'è anche Eric Zabel, se lo giocano Bettini con Zabel e con Valverde, un terzetto di stelle per conquistare il campionato del mondo e in testa Eric Zabel con vince Bettini, prova ad uscire Bettini, Eric Zabel però è sempre di testa, una testa dentro dai due, vediamo un po' chi la spunta, vince Paolo Bettini, secondo Zabel, terzo Valverde, un finale straordinario, bellissimo campionato del mondo. La vittoria di Paolo Bettini che ha fatto di tutto di più, è stato un grande protagonista di questo campionato del mondo. Igande honetan martxoako 22, arratseko ordu 2:30 aurrera, Zaafen ardo botillaren lehenengo saioa. Milano Sanremo zuzenean. Qualcuno pure